Tutti noi almeno una volta abbiamo navigato in internet alla ricerca dei commenti e delle recensioni su un albergo o un ristorante in cui volevamo recarci, per capire se ne valeva davvero la pena. Gli stessi albergatori o ristoratori che siano fanno affidamento proprio sulla rete per avvicinare nuova clientela, ma a volte il web può nascondere delle insidie e quello che potrebbe essere uno strumento utile, ecco che rischia di danneggiare l'immagine dell'esercizio in causa. Succede infatti che da qualche tempo alla posta elettronica di molti alberghi, ristoranti, locali veneti sta arrivando una mail di una fantomatica agenzia che chiede 3.000 euro in cambio. Provvederà ad inserire nei siti internet del settore un pacchetto di 10 recensioni positive. È arrivata a random a molte delle nostre aziende associate, è una prassi che purtroppo si sta manifestando anche qui da noi, oltre che nelle località più turistiche della nostra. C'è poi il timore che possano venire diffusi commenti negativi che andrebbero a danneggiare l'immagine della struttura. La polizia postale nel frattempo ha raccolto le prime denunce e si è messa al lavoro e anche l'associazione degli albergatori si sta muovendo per mettere sull'attenti i propri affiliati. Non appena ci è stato segnalato da alcuni iscritti e quindi associati questo tipo di comunicazioni, abbiamo immediatamente attivato la nostra associazione a livello regionale, Federalberghi Veneto, affinché si muova nei confronti di queste realtà e vada a tutelare gli interessi e i diritti di noi imprenditori.